Buongiorno a tutti ragazzi, ieri pomeriggio una forte scossa di terremoto è stata avvertita nella provincia di Cosenza. Secondo le prime, giustamente, i primi controlli, la centro è stato più o meno sui 4 km a ovest di Cerisano. Il sisma si è verificato a una profondità di 31 km, ma nonostante ciò è stato distintamente sentito anche a grandi distanze, quindi l'hanno sentito nel raggio di più o meno una settantina di chilometri, quindi nonostante fosse profondo, l'hanno sentito in tanti, addirittura anche a Catanzaro, quindi in effetti c'è stata una grandissima paura, oltre che a Cosenza, Rende, Mendicino, tutte queste diciamo comuni che stanno vicino, quindi fortunatamente come sempre ultimamente sta capitando meno male, c'è stata solo tantissima paura, però nessun danno e nessun ferito. Diciamo come sempre la stessa cantilena più o meno. C'è stato solo un grosso spavento, ma nulla di che. In effetti solo la paura c'è stata, diciamo. Quindi nulla di che. È avvenuto, come ho detto, dopo le 16, 16 e 14 più o meno per essere esatti. Quindi nulla di che. Un terremoto di 3,4 che nonostante sia stato un po' profondo è stato sentito a quasi 70 km di distanza. È stata diciamo una nottata, quindi non ci sono danni né a persone né a cose, quindi è rimasta solo la paura. La gente è scappata in strada, giustamente su Twitter, Instagram, Facebook, queste cose come solito capita che sta succedendo, è anche normale, però nulla di che ragazzi, stanno tutti bene, quindi ci sentiamo al prossimo video e come sempre i terremoti ragazzi stanno sempre in movimento, per quanto la terra voglia stare tranquilla, poi al finale sta sempre il problema. Ciao a tutti ragazzi e ci sentiamo più tardi con qualche altra notizia ragazzi. Un buon sabato a tutti, buon weekend, divertitevi, tanto fra poco arriva il maltempo quindi non lo potete fare più. Quindi approfittate per Salerno ancora ragazzi, fa caldo. Qui oramai ci ha flagellato proprio, oramai il sole proprio si è messo di casa qua. Beh, sempre deve arrivare sto giorno. Faccio la diretta 24 ore, lo giuro, quando farà il maltempo qua. Lo devo fare proprio per sfregio. Vabbè ragazzi, ciao a tutti.